Terza giornata del campionato Under 15 provinciale, ben ritrovati amici della Wisport, con l'ausilio delle immagini a cura di Francesco Morabito. Antonio Caroè è pronto a raccontarvi della sfida tra Città di Torregrotta e Real Ritiro. Da una parte la formazione di mister Cannistra, che deve riscattare la sconfitta per 1-0 rimediata nel turno scorso contro il Franca Messana. Dall'altra parte la formazione guidata in panchina da Guido Mandini, sconfitta anch'essa nella seconda giornata dalla Gescal col netto risultato di 10-0. Stiamo vedendo, grazie all'ausilio delle nostre grafiche, 22 che scenderanno in campo maglia rosso-blu per il Città di Torregrotta. In total white invece si schiera il Real Ritiro. Ultime indicazioni da parte di mister Cannistra e poi si potrà partire con il film del primo tempo. Passano appena 3 giri d'orologio e Scattareggia a recuperare il pallone dal limite, prova la conclusione, il portiere è totalmente fuori dai pali, la sfera però va a intaccare il legno e a depositarsi sul fondo. Minuto 4 ancora in profondità Scattareggia, stavolta per Caselli che si invola a tu per tu con Quartarone. Caselli con il destro, il suo piattone vale il gol dell'1-0. Il Torregrotta è immediatamente in vantaggio, appena 4 giri d'orologio e la formazione di mister Cannistra trova il gol dell'1-0 grazie al proprio numero 7. Bella azione dall'altra parte per il Real Ritiro, con questo tentativo da parte di Palmieri di prendere il fondo, gran giocata a saltare un avversario, Matlone messo dentro, conclusione di prima intenzione da parte di Mondello che manda la sfera sul fondo. Dall'altra parte si fa rivedere in zona offensiva il Torregrotta, la sfera arriva a Scattareggia che va col diagonale destro, pallone lento che va a terminare la sua corsa oltre la linea di fondo campo. Continuano i rossoblu a spingere sull'acceleratore e cercano di trovare il gol della sicurezza. La sfera arriva a Scattareggia che va con il mancino, si divora anche questo il numero 9 quando siamo arrivati al minuto 11. 3 minuti più tardi l'offensiva è ancora del Torregrotta, la sfera in area di rigore con Caselli che scarta un avversario, lento il suo tentativo che finisce tra le braccia di Quartarone. Continuano a spingere gli uomini dei padroni di casa, pallone di Scattareggia verso Caselli, difesa inerme, ma anche in questa occasione il Torregrotta spreca una netta occasione per trovare il 2-0 rossoblu in avanti. Qui il pallone dalla destra arriva a Caselli che di prima intenzione con il piattone destro va a trovare il gol del 2-0, minuto 17, e dopo tantissime azioni il Torregrotta è riuscito a aumentare le distanze. Adesso sono 2 i gol di scarto tra le due formazioni. Continuano però ad attaccare i ragazzi di mister Cannistra, pallone nel corridoio di Caselli per Scattareggia che stavolta con la puntina riesce a battere Quartarone. 3-0 nel giro di un minuto è arrivato il gol del raddoppio e poi il gol che triplica il vantaggio. Festeggia alla Rosario Rasà l'attaccante di mister Cannistra. Il risultato, come detto, è di 3-0 quando è nuovamente Palmieri a cercare di inventare triangolazione con il compagno. Palmieri entra in area di rigore, l'uscita bassa da parte di Campanella evita il gol del 3-1. In possesso del pallone c'è sempre il Città di Torregrotta, qui con la sfera che arriva per la corsa di Caselli dal limite dell'area. Il numero 7 cerca la propria doppietta personale, non riesce però a trovarla per la parata di Quartarone. Rossoblu che scambiano bene dal limite dell'area. Caselli ci prova nuovamente, sempre il portiere del Real Ritiro a dirgli di no in questa occasione. È un monologo offensivo quello della prima frazione. La sfera tra i piedi di Scattareggia che prova il destro dalla distanza, che botta da parte di Scattareggia che trova la propria doppietta quando siamo al 18° del primo tempo. Il 4-0, il poker lo serve Scattareggia, prova in volata il Real Ritiro a chiudere in zona offensiva l'incontro qui con Crupi che entra in area di rigore. Viene esteso così il nostro rallenti, dà ragione al direttore di gara, non c'è contatto tra i due giocatori e di lì a poco arriverà anche la fine del primo tempo. La doppietta di Caselli, la doppietta di Scattareggia ed è 4-0 per il Città di Torregrotta in questa terza giornata del campionato Under 15 provinciale. Si riparte con le immagini con la seconda frazione. Il monologo però non cambia perché ancora il Città di Torregrotta a spingere in avanti con l'azione personale qui affidata a Gambino che salta un paio di avversari. Ancora Gambino che prende il fondo, mette dentro. Scattareggia con il colpo di testa realizza la tripletta, si porterà il pallone a casa l'attaccante di mister Cannistra. Per la terza volta riesce a battere il portiere Quartarone, stavolta con il colpo di testa mancava quello sul tabellino dei marcatori. Ancora cambi per la formazione padrone di casa, l'ingresso in campo da parte di Grillo, poi arriva anche il palo di Caselli che rischia di aumentare notevolmente le distanze, sfiora il gol del 6-0, voleva trovare anche lui la propria tripletta personale, il cross dentro per Arigò, la sfera però si alza sopra la traversa con il tentativo del numero 6, staffetta tra i pali, entra Calarese ed esce Quartarone nelle fila del Real Ritiro. È il momento poco dopo di De Marco invece per il Torregrotta, successivamente entrerà anche Prochilo e alla fine l'ultimo cambio con Ancora e dei neoentrati. L'azione che varrebbe il gol del 6-0 manda però alto il pallone il numero 17 Grillo
Continuano i cambi, è il momento stavolta del numero 19 Spada, quando finisce anche la partita. Triplice fischio al Pietro Cangemi, un ottimo Torregrotta alla meglio per 5-0 sulla formazione del Real Ritiro, doppietta di Caselli e tripletta di Scattareggia che noi sentiamo nell'intervista post partita. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima. Abbiamo preso questi 3 punti che ci servivano dopo 2 partite giocate bene ma sbagliate nei piccoli dettagli. Oggi abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo preso questi 3 gol.